Insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Alleluia, alleluia. Se hai fiato, grida al Signore. Alleluia. Se stai bene, loda il Signore questa mattina. Vengono momenti in cui non ce la facciamo, situazioni difficili, ma anche fisicamente, a volte manca anche la voce. Ma questa mattina, se tu godi di buona salute, loda il Signore questa mattina.
Chiesa, adoriamo il Signore. Facciamo sentire ai nostri vicini una Chiesa che loda il Signore. Abbiamo più di una ragione, più di un motivo per lodare il Signore. Alleluia. Siamo qui per lodare il Signore. Alleluia. È un privilegio, è una gioia. I nostri fratelli perseguitati cosa pagherebbero per avere questa libertà? Signore, grazie per la libertà che godiamo, grazie per il tuo Santo Spirito, grazie per come tu mi dai l'opportunità, l'occasione anche di prendere un'auto, venire qui. Signore, nulla ci è dovuto, questa mattina lodiamolo con tutto il cuore. Vedrai che attraverso la lode il Signore risponderà al tuo bisogno questa mattina. Alleluia, lodalo per quello che hai, glorificalo, alleluia, gloria a Gesù. Egli è degno di ricevere la tua e la mia lode questa mattina. Allontana dalla tua mente tutto quello che non ti permette di glorificare il nome del Signore. Abbatti le barriere, togli il tetto e vai davanti ai piedi di Gesù. Alleluia, gloria a te, Signore. Loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, La mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità.
perso la speranza e sento che certezze più non ho. Non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai Se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi alzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai e in alto volerò. Gloria a Gesù. Chi abita al ritiro dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui io confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Ripetilo: la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Amen. La fedeltà di Dio sarà il nostro scudo e la nostra corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vada nelle tenebre, né lo sterminio che impervessa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Gloria a Dio, alleluia! Basta che tu guardi con i tuoi occhi e vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: oh Signore,
Tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti. Nessun male potrà colpirti. Né piaga alcuno si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sul palmo della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò e lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò e sarò con lui nei momenti difficili. Io lo libererò e lo glorificherò e sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Gloria a Dio. Amen. Queste sono le promesse del Signore. Non sono promesse di uomini, sono le promesse del Signore. Chi abita al ritiro dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Amen. Dove risiede la tua anima? Se risiede con il Signore non hai nessun timore, non preoccuparti, perché 10.000 ne cadranno alla tua destra, non dice forse ti cadranno, 10.000 cadranno alla tua destra e poi anche alla tua sinistra, ma tu non ne sarai colpito. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Avete finito, vero fratelli? Non è che vi ho interrotti. Gloria a Gesù. Il messaggio l'ho intitolato Non lasciarti spegnere. Non lasciarti spegnere. Andiamo direttamente alla parola di Dio. Seconda Samuele, capitolo 21, dal versetto 15 al versetto 17. Voglio ringraziare il Signore che c'è Daniel in mezzo a noi, è una settimana e più, da domenica scorsa che è stato ai concerti, e quindi è stato veramente, il Signore ha parlato al suo cuore. Vogliamo pregare per la sua malattia, che il Signore possa ristabilirlo, ma sicuro la cosa più importante è fortificarlo nello spirito. Amen. Che possa realmente, in modo particolare, essere potentemente fortificato nello spirito e possa raccontare agli altri ciò che Dio ha fatto per lui. Amen. Abbiamo un Dio grande. Gloria a Gesù. Avete preso? Seconda Samuele, capitolo 21, dal 15 al 17, soltanto 2 versi della parola di Dio, e da questo poi prenderò spunto per inoltrarmi nel messaggio della parola di Dio. Ci fu di nuovo guerra tra i Filistei e gli Israeliti, e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco. Avviene la stanchezza nella nostra vita, non soltanto una stanchezza fisica, ma anche una stanchezza spirituale, dalle situazioni, dalle circostanze. E proprio questo è stato, il punto in cui il Signore ha parlato al mio cuore. Per questa stanchezza ho detto: Signore, non ce la faccio più. Davide era stanco. E Isbi Benot, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia di bronzo di peso di 300 sicli, cioè era oltre 3 chili, e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide. Ma Abisai, figlio di Seruia, venne in soccorso al re, colpì il Filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: tu non uscirai più con noi a combattere ed eviterai che si spenga la lampada di Israele. Wow! La prima cosa che mi viene da dirvi è: la stanchezza arriva su tutti, non soltanto sulle persone anziane. Non parliamo di una stanchezza fisica che prima o dopo ti riprendi. Parliamo di una stanchezza spirituale, che è quella più pesante, perché se l'anima sta bene, lo spirito sta bene, il corpo ce la fa, cioè ti alzi. Purtroppo noi sappiamo che la nostra battaglia, la nostra guerra, non è contro sangue, non è contro principati e potestà,
Cioè, scusatemi, non è contro carne e sangue, ma contro principati e potestà. Sappiamo che da quando noi abbiamo accettato il Signore nella nostra vita, il diavolo è il nostro avversario e ci fa guerra, ci scatena guerra. Il problema è che a volte ci facciamo guerra l'uno con l'altro e noi dovremmo invece combattere il diavolo che ci fa guerra. Io non posso colpire mia figlia, facendo un esempio, se è colpita da tumore. Devo combattere il tumore, non mia figlia. E questo è molto importante, perché è quello che fa il Signore. Il Signore non combatte mai contro di noi, il Signore combatte con noi ed è differente la cosa. Ci dice la scrittura che Giacobbe lottò con Dio, non contro Dio. Lottò con Dio. Aveva un problema Giacobbe, ma serio? Non un problemino. Stava arrivando suo fratello con 400 che lo faceva a pezzettini, a polvere. Lo dovevano alzare con l'aspirapolvere, molto probabilmente, se c'era a quell'epoca. Lo spazzavano perché l'aveva ingannato, perché gliene aveva fatto di tutti i colori. Però quella notte lottò con Dio. E ci sono certe situazioni nella nostra vita, purtroppo, di tutti quanti noi. Se non lottiamo con Dio, certe situazioni non si tolgono da noi. Hai voglia di girare, hai voglia di fare. C'è bisogno in cui momenti che noi abbiamo un incontro personale con il Signore, pieghiamo le nostre ginocchia e chiediamo perdono al Signore. Qual è il tuo nome? Gli disse il Signore. E lui dovette confessare, il mio nome è Giacobbe. Voleva dire soppiantatore, imbroglione. Finché non gli diciamo al Signore quello che siamo, ci troviamo a combattere non solo ma contro noi stessi e continuiamo a dire bugie su bugie per difenderci, ma le bugie hanno le gambe? Purtroppo. È così. E tutto viene alla luce. Però voglio ribadire che il Signore è colui che non ci lascia e non ci abbandona mai. Se non lo abbandoni tu. Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. E voglio sottolineare, non è paragonabile a nessun uomo sulla faccia della terra. Chiunque esso sia, pastore, mettiamogli tutti i titoli che volete, io non posso mai immaginare, noi cantiamo un cantico, perché io non so il prezzo che tu hai pagato per me. Non lo posso immaginare. Perché se tu hai forza e stai subendo qualcosa di difficile, prendi tutte le tue forze per liberarti. È vero o non è vero? Tutte le tue forze per liberarti. Gesù su quella croce in quel momento avrebbe potuto chiamare miriadi di angeli, in un attimo. Ma lui invece non lo ha fatto. È rimasto lì, accusato, bestemmiato, spergiurato, sputato in faccia. È rimasto lì, perché ha avuto una vittoria più grande. E su quella croce c'eravamo io e te, perché attraverso di lui siamo stati salvati. Dobbiamo fare molta attenzione, ascoltate. So che molti mi stanno seguendo online questa mattina, perché mi hanno proprio chiamato. Pastore, questa mattina ho detto sì, so che mi stanno seguendo. L'altra volta avevamo più persone online che in chiesa, perché sono distanti. Dobbiamo fare attenzione ai consigli che ci vengono dati, anche se questi possono apparire buoni consigli, utili al momento, anche la soluzione. Tu, Davide, non uscirai più con noi in battaglia, perché non vogliamo che la fiamma, abbiamo letto qui, perché non vogliamo che si spenga la lampada di Israele. E Davide, ma sai che ti dico? Hai ragione, mi metto un po' a riposo. C'era il fratello Gennaro, parlando l'altra volta, parlavamo insieme, mi disse, sai Gianni,
È venuto un fratello e mi ha detto: fratello Gennaro, tu ti devi calmare, tu ti devi riposare. Ma quello che fai tu, ha detto, a me sembrava di sentire il diavolo. Io lo guardavo, ha detto: guarda che tu prima o dopo gli lasci le penne, tu non ce la farai. E lui voleva dire, come disse Gesù: va tra reto Satana, perché io voglio lavorare per l'opera di Dio, voglio, finché ci sono le forze, io vado avanti. E poi gli disse: non ti preoccupare, perché vedi, lui fece proprio l'esempio di una candela, vedi la candela poi sempre accesa, si spegne, non ti preoccupare, disse lui. Quando il Signore mi spegnerà o mi spegne, non ti preoccupare. E quindi il consiglio che viene dato a Davide è quello di: statene tranquillo, stai calmo, non ti preoccupare. Non uscire con gli altri, la battaglia è... Ma Dio cosa ti dice? Lasci che gli altri ti parlino dalla parte di Dio o hai un rapporto personale con Dio e Dio ti dice quello che devi fare? Davide era abituato sempre a consultare il Signore in ogni cosa che lui faceva. Quando lui doveva affrontare una battaglia, quando lui doveva andare in guerra, quando lui doveva attaccare il nemico, una posizione, una cosa, Davide, in 1 Samuele 23, versetto 2, dice: così Davide consultò l'Eterno dicendo: andrò io a sconfiggere questi Filistei? E l'Eterno rispose a Davide: va, sconfiggi i Filistei e salva Keila. Il versetto 4 di nuovo Davide gli chiede, Davide consultò di nuovo l'Eterno e l'Eterno gli rispose e gli disse: levati, scenda a Keila, perché io darò i Filistei nelle tue mani. Cioè noi abbiamo un Dio personale che parla ad ognuno di noi. Siete d'accordo oppure no? Il problema è se lo consultiamo. Perché se non lo consultiamo, noi abbiamo sempre qualcuno che ci viene vicino e ci viene a dire quello che dobbiamo fare. Devi fare questo, attenzione. E quindi ti dà la parola bellissima, la parola giusta. In quel momento, caspita, è la cosa migliore, mi riposo. Seconda Samuele, capitolo 2, versetto 1. Davide, dopo queste cose, consultò l'Eterno dicendo: devo salire in quella città di Giuda? E l'Eterno gli rispose: sale. E Davide chiese: devo salire? E l'Eterno gli rispose: a Hebron. Cioè lui aveva un rapporto con il Signore, parlava con il Signore. Ma devo fare questo? Però guardate il nemico come è subdolo. Questo uomo, Abisai, era il quarto più potente soldato che era con lui. Se voi fate uno studio, vedete quante volte Abisai, questo uomo, è stato un grande condottiero per Davide e ha liberato Davide. E io voglio dirti che a volte la persona che è anche più vicino a te, quella che più volte il Signore si è usato attraverso di lui, può darti una parola che devi fare attenzione a quella parola, perché quella parola può, al posto di aiutarti, può portarti in un problema. Fratelli, io lo ripeto ancora. Gesù ha detto: le mie pecore conoscono la mia voce. Io voglio ringraziare il Signore per i doni, per i ministeri nella Chiesa, voglio ringraziare il Signore per i papà, le mamme che abbiamo in Chiesa, qualcuno che ti può aiutare, per i consigli che abbiamo, ma voglio ribadirti: il consiglio principale nella tua vita deve venire dal Signore. Lui deve parlare al tuo cuore. Devi sapere ascoltare la voce di Dio. Perché Dio non parla solo al pastore della Chiesa, Dio non parla soltanto ai consiglieri della Chiesa, agli anziani, mettiamoci chi altri vogliamo, insegnanti di scuola domenicale e tutto quanto. Dio parla ad ognuno di noi personalmente. Abbiamo un Dio che parla, non è muto, è stato Lui che ha inventato la lingua, è stato Lui che ha creato la voce. E allora Davide cosa fa? Davide, tu non uscirai a combattere affinché non si spegne la lampada in Israele. La lampada, ascolta bene, la lampada non si spegne quando stiamo lavorando per Dio. La lampada non si spegne mai quando noi lavoriamo per Dio. La lampada si spegne quando lasciamo che quello che ci circonda intorno a noi ci ha presi.
Gesù disse, non si accende una lampada e si tiene nascosto. La lampada porta luce. Dio ci ha chiamati ad essere luce nel mondo. Luce nel tuo posto di lavoro, luce dovunque tu sei, nella tua casa, nella tua abitazione, nel tuo posto di lavoro. E Davide, per ascoltare questo, stette a casa. Mentre gli altri erano in guerra, Davide stava nella sua reggia. E a un certo punto cosa fa Davide? Una bella serata, gli altri erano in guerra, Davide esce fuori dal terrazzo, si affaccia. E chi è quella? Bellissima. Seconda Samuele 11, 2, 4. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. E dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Abbiamo parlato proprio giovedì, vi ricordate? Come facilmente siamo avvolti dal peccato, come il peccato ci avvolge, ci fa vedere le cose. Perché lui usa i 5 sensi, abbiamo detto proprio giovedì, attraverso lo studio. Lui si muove attraverso i sensi, l'occhio, l'olfatto. Abbiamo detto che proprio nella Genesi, che cosa dice la Eva? Vide che era buono, gustoso da mangiare, era bello da vedere. Il diavolo non si ripete, il diavolo non crea, il diavolo si ripete perché non è un creatore. E lui continua attraverso i sensi. Allora quando non siamo nel centro della volontà di Dio, quando non siamo nel piano di Dio, quando non veniamo come avete sentito, no? Se non siamo lì, siamo in un altro posto. E se siamo in un altro posto e non siamo nella volontà di Dio, siamo preda e vittima del diavolo. Ma perché il Signore ha costituito la Chiesa? Per la domenica mattina? Ma secondo voi converrebbe tenere un locale che abbiamo non so quante spese all'anno per tenere un locale per incontrarci la domenica mattina? Converrebbe? Riscaldamento, tutto quello che va a dire. Ma non converrebbe fittare una sala in un albergo e dire guarda, noi veniamo solo la domenica mattina, quando vuoi, 300 euro, 200 euro. Ci incontriamo lì e sappiamo che ci costa 1.000 euro al mese. Basta, riscaldamento e tutto. Ma perché il Signore ha costituito la Chiesa? Perché dove c'è la Chiesa, dove c'è la presenza di Dio, c'è ministeri, doni, benedizione, crescita spirituale. È qui che si cresce. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i figli di Dio dimorano insieme nell'unità. Perché è lì che il Signore ha ordinato che c'è la benedizione e la vita eterna. E allora Davide si mette lì, la guarda e che cosa succede? Una sera Davide si alza dal suo letto, abbiamo detto era bellissima, così Davide mandò a chiedere informazione sulla donna e gli fu detta è Bersceba, figlia di Eliam, moglie di Uria, Iteo. E Davide mandò dei messaggeri a prenderla. Così essa venne da lui ed egli si coricò con lei, poi ella si purificò della sua impurità e ritornò a casa. Questo è uno dei peccati più gravi di Davide, perché l'ha premeditato. Ma oltre a questo, Davide dopo ha dovuto fare un seguito di questo. Suo marito tornava dalla guerra, l'ha mandato in prima linea e gli ha detto non andarti a coricare, vatti a coricare con tua moglie questa notte, perché sapeva che sua moglie era incinta. E invece lui no, dice come posso, c'è un popolo in guerra e quindi dormì fuori casa, non si coricò con la moglie. Perché il peccato ti perseguita. Ascoltate, questo sia ben chiaro. Dio ci libera. Se noi chiediamo perdono al Signore, Dio ci libera dal peccato, ma le conseguenze del peccato, purtroppo, ci seguitano. Mi state seguendo? Cioè, alcuni che hanno, io vengo da Napoli,
una città difficile e io ho conosciuto persone che hanno ucciso, che hanno tolto la vita, ma poi si sono convertiti, ma hanno pagato la pena di aver ucciso una persona. Sono andati in carcere. Non è che Dio ti salva e dice no, ma in carcere tu non lo fai. No, no, tu vai in carcere. Perché Dio ti vuole usare proprio in quel carcere forse. Ma le conseguenze le paghi. C'è la conseguenza del peccato che purtroppo si paga. Ma Dio ti ha liberato. E questa è la cosa più importante. Il peccato di Davide avviene proprio per questo. Ora, quello che voglio farvi notare è questo. Voglio farvi un esempio. A me piacciono gli esempi. Ok? Abbiamo detto in settimana, anche se noi dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza verso la gara. Cioè il peccato è intorno a noi. Noi viviamo in una condizione, in un mondo dove il peccato c'è. Dovunque ci giriamo. Solo che alcuni il peccato oramai non lo chiamano neanche più per nome peccato, perché è normale. Ma per un figlio di Dio nato di nuovo sa che quelle cose sono peccato, è peccaminoso e non le può fare. Siete d'accordo con me? Perché altrimenti dobbiamo fare un'esperienza con il Signore. Allora io posso stare, guardate, io posso stare dentro, intorno. Io posso stare dentro, qui mettiamo il caso che l'acqua è il mondo che mi circonda, il peccato che è intorno a me. Io posso stare dentro, in mezzo di loro, ma io accendo sempre, eccola qua, si accende sempre, perché è intorno a me. E io continuo a accendere e illumino le persone intorno a me. Il problema è quando invece mi lascio far arrivare. Allora c'è una. Puoi mettere la foto per favore? La barca non affonda quando è circondata dall'acqua, affonda quando l'acqua è. Quando entra dentro, quando è intorno. Il Signore ce l'ha detto, che noi saremmo vissuti, avremmo vissuto, e vogliamo ringraziare il Signore perché il Signore ci ha liberato da certe cose. Ma non siamo immuni. Dobbiamo sempre prendere la nostra posizione. Io ogni giorno mi devo rivestire da Cristo Gesù, perché il diavolo sta sempre alle porte, e specialmente chi ha problemi di alcune cose come l'alcolismo, come la tossicodipendenza. Queste cose sono cose che tu devi prendere ogni giorno distante da queste cose. Devi dire no, perché è sempre in un attimo che tu puoi tornare di nuovo e puoi cadere. Sapete qual era il debole di un uomo più saggio, che ancora oggi se ne parla? La sua saggezza se ne parla dappertutto, scrivono libri. Salomone. Sapete quante concubine aveva Salomone? Sapete l'uomo più forte del mondo, che hanno fatto anche i film? Sapete qual era la sua debolezza? Le donne. Le donne. Era capace di uccidere con una mascella d'asino 1000 filistei, con una mascella d'asino, 1000 persone. Ma davanti a una donna diventava? Si addormentava sopra le gambe. E lei, dimmi dov'è la tua forza? Dai, rivelimela. E lui sa come, perché conosce i nostri punti deboli. E allora la domanda è questa, ma allora se io mi sono lasciato coinvolgere, sono caduto, cosa faccio?
C'è più speranza per me? Perché io provo ad accendermi. Ci provo, ma non ci riesco. Sto provando, pastore, con tutte le mie forze, ma non ci riesco. Cosa faccio? C'è una speranza per me? Io ti dico di sì. Voi credete che questa si accenderà? Quando? Quando si asciuga? Ma io posso anche fare così. Metto qualcosa che è più caldo vicino. Metto qualcosa che è più caldo vicino. Adesso io riprovo, niente, ho bisogno ancora di stare con i fratelli, ho bisogno ancora di stare al caldo con loro, ho bisogno ancora che loro riscaldano il mio cuore, ho bisogno ancora di dire fratelli, ho bisogno di voi, aiutatemi, perché quella linfa che c'è qua dentro, il Signore non te l'ha tolto. Il Signore non te l'ha tolto. Ma tu hai bisogno di questo. E non hai bisogno di chi ti guarda, non si accende più, è caduto nell'acqua, guarda, ha peccato, guarda, ha fatto questo. Non ha bisogno di questo, ha bisogno di uomini e donne nella Chiesa del Signore che gli stanno vicini e lo curano. Almeno io vorrei così. E se io sbagliassi, fratelli, io non vorrei che voi mi lapidaste, perché mazzate su mazzate. A Napoli ci cornuta e mazziata. No, c'è speranza. C'è speranza anche per te. Tu che continui. E dopo quello che avete detto voi, dopo che è passato un po' di tempo, io questo esperimento l'ho fatto ieri. E questa mattina ho aperto il cassetto e ho preso l'accendino che avevo buttato nell'acqua, che non si accendeva. Ed è questo, se non mi sbaglio. Eccolo qua! La fiamma non è potente, non è forte come era prima, ma c'è la fiamma e si accende. Ci sono situazioni che deve passare del tempo. Ci sono circostanze che sulla nostra vita abbiamo bisogno che passa del tempo, ma non abbiamo bisogno di chi ci accusa. Abbiamo bisogno di chi ci rialza. Perché l'accusatore ce l'abbiamo già. E l'accusatore vorrebbe che tu rimani qua dentro, qua, bello bagnato, morto di freddo. Il Signore no. E io voglio ringraziare il Signore. Perché voi pensate che in 63 anni, adesso quasi 64, anzi Palmiro mi ha preceduto, lui sempre mi precede in tutto. Anche nell'età. Caro Palmiro, guai se non l'ha visto, bisognerebbe inventarlo. Pensate che io non sia mai caduto? Pensate che io, il pastore, pensate no? Certo. Ma c'è stato qualcuno che è venuto vicino e non mi ha giudicato. Sono stato in silenzio, perché è bene che rimaniamo in silenzio. È bene che facciamo come fece Giacobbe. Lottiamo con Dio, perché abbiamo bisogno che Dio cambia completamente la nostra vita. Completamente. E allora qualcuno è venuto a casa mia, magari non quello che io avrei mai pensato che venissero a casa mia, ma qualcun altro è arrivato. Peccato, c'ho il telefono in macchina. Se no vi avrei letto, l'ho letto ieri ai fratelli che hanno fatto lo studio con me. Mi è arrivato un messaggio da un pastore dall'America, non mai conosciuto, non lo conosco, non so chi è. E ha detto: fratello pastore Gianni, io ho una profezia da parte di Dio per te, per la tua vita. All'America. Prima mi ha scritto in inglese, io l'inglese non neanche so dire solo buongiorno, buonasera,
E c'era l'ISO, ho detto aspetto lei che arriva per leggerlo. Invece poi lui ha capito e me l'ha mandato in italiano. Ed è bellissima. La volete sentire? Allora qualcuno deve andare in macchina mia a prendere il telefono? No, ti do le chiavi. E qua di fronte, Gildo. Perché sono queste cose che il Signore sa parlare nel momento opportuno. Ho detto, Signore, sono stanco. Signore, sono stanco. E il Signore mi ha mandato questo messaggio da questo fratello dall'America. Ieri quando l'ho letto piano, perché fra le altre cose, lui ha toccato un punto che soltanto io e mia moglie conosciamo. Allora ho capito che era realmente profetico. Perché lui dice, io ti ho scelto fin dal seno di tua madre e ti ho chiamato per nome. Ed è vero, perché mia mamma ebbe una visione quando io nacqui. Si partoriva in casa, dovevo morire o io o mia mamma, uno dei due. Mia mamma aveva la pleurite, stava molto male, ma lei vide una visione. Non vide la faccia di questa persona, non vide chi era, e gli disse, va, tu partorirai un figlio e si chiamerà Giovanni Battista e lui sarà un mio servitore. Grazie. Mamma mia com'è gelato. Vediamo solo se lo riesco a prendere. Ah, scusatemi perché... Sì, vediamo qui. E mio padre era fuori che stava leggendo la scrittura e lui aprì la Bibbia e uscì fuori la nascita di Giovanni Battista. E difatti il mio nome è Giovanni Battista, ma molti mi chiamano Gianni, anch'io mi faccio chiamare Gianni. Oh mamma mia, dov'è questo fratello? Allora, forse faccio prima a prenderlo di là. Scusatemi, ma... Eccolo qui. Pastore Martin si chiama. Pastore Giovanni Palma, per me è una grande benedizione e un onore essere in comunicazione e servire i ministri di Dio come te. Che siete una grande benedizione per il corpo di Cristo, per l'Italia e per le nazioni. Grazie mille. Oh mamma mia. Dove? Ok. Com'è che è scomparso? Sì, saluti nel potente nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Si tratta di una lunga testimonianza ministeriale. Il Signore mi ha chiamato a questo ministero oltre 40 anni fa nel servire il Signore. Io sono di Washington, USA, e sono a Seattle, negli Stati Uniti. Il Signore ti dice, tu sarai da me grandemente benedetto. Io sto per fare cose nuove nella tua vita, nella tua Chiesa. Dio sta per intervenire in maniera potente. Non temere, non ti preoccupare, perché il Signore mi dice io sarò con te. Io ti ho chiamato fin dal seno di tua madre e tu lo sai. Dio sta per operare cose straordinarie. Non ti scoraggiare, perché io sono con te. Io ti sosterrò in qualunque situazione, in qualunque momento, perché tu sei stato fedele davanti al mio cammino. Così dice il Signore. Io benedirò l'opera che il Signore ti ha affidato. Dice il Signore, io benedirò l'opera che ti ho affidato, dice il Signore. E non ti preoccupare, perché tu quest'anno raccoglierai tante anime che il Signore ha provveduto per il tempo che ti ha donato lì a Marostica. Ti benedico. God bless you. Dio ti benedica.
Wow. A quel punto cosa fai? Cadi in ginocchio e dici: Signore, eccomi qua. Ma ti viene un momento da dire: statene tranquillo, mettili da parte. Stai tranquillo, oramai 23, 24 anni, stai tranquillo, quello che hai fatto, non ti preoccupare. No. Queste voci sono quelle che non vengono da parte di Dio. Quelle che vengono da parte di Dio sono queste: io sarò con te. Io ti sosterrò, io ti alzerò, tu combatterai perché io sarò con te. Tu non vincerai con le tue forze, tu vincerai con le mie forze. E allora questa mattina voglio dirti questo, specialmente tu che mi stai sentendo lì dal canale YouTube questa mattina. Voglio dirti proprio questo. Se l'acqua del mondo, il peccato, ti ha talmente coinvolto, ti ha talmente preso, che finché tu resistevi, ovviamente riuscivi a fare luce intorno a te, ma poi ci sei cascato, sei caduto dentro e stai cercando. Però il problema è che hai trovato qualcuno che al posto di aiutarti, invece mette in evidenza il tuo peccato. Sì, perché abbiamo anche questi. Abbiamo quello che al posto di aiutare mette in evidenza. La parola di Dio dice che l'amore copre moltitudini di peccati. Quella donna che fu perdonato, Simone ebbe un grande insegnamento. Vedi Simone, io sono venuto a casa tua e tu non mi hai lavato i piedi, ma lei non ha mai smesso con le lacrime. E ti dirò questo, che a lei gli è stato tanto perdonato perché ha tanto amato. E allora ci sono delle situazioni, ci sono momenti, ci sono circostanze che a volte abbiamo bisogno anche di aspettare, riflettere, imparare, perché noi impariamo dagli errori. Siete d'accordo o no? Dagli errori impariamo. Mi è piaciuto molto questa cosa qui che mi hanno mandato proprio questa mattina, fra le altre cose. Mi è piaciuto molto, me l'ha mandato un fratello. Se avessi avuto la maturità che oggi ho, non avrei fallito così tanto. E l'altro che è seduto a fianco a lui gli dice: se non avessi fallito così tanto, non avresti la maturità che hai oggi. Perché noi impariamo dagli errori. Però una cosa è che nella Chiesa del Signore io non devo sentirmi schiacciato. Perché domani può capitare a te. Domani può capitare a te. E se capita a te, non è che a me la grazia, a te la legge. No, la legge per me, la legge per te, se fosse il caso. E invece noi vogliamo dire la grazia per me, la grazia per te. Amen? Adesso vogliamo alzarci in piedi. C'è un cantico che a me piace moltissimo. Io lo inizio, non è difficile. È un cantico anche che sì. No, sol di Gesù bisogno. Te lo ricorderai questo, vero? Perché le cose figurate si ricordano. Te lo ricorderai questo. Adesso so che puoi andare a casa e prendi gli accendini e metti nell'acqua. Vuoi fare anche tu la stessa esperienza. Questo cantico dice: sol di Gesù bisogno. Non ho bisogno di altro. Io ho bisogno dell'amico più fedele. L'amico che mi sta vicino nel momento del buio, nel momento triste, nel momento in cui come quasi tutti mi abbandonano, mamma mia, ho la peste. E lui invece non si è allontanato da chi aveva la lebbra, anzi è andato e ha messo la mano sul lebbroso. Signore, se tu vuoi, tu puoi. E il Signore ha detto: lo voglio, Sinelli. Non si è allontanato da una donna che aveva un flusso di sangue, che non poteva toccare nessuno, ha toccato lui
lui ha sentito questo tocco. Io non so quale sia la tua condizione, la tua situazione, ma neanche mi interessa saperlo. Io so la mia condizione, però questa mattina tu puoi toccare l'elmo delle vesti del Signore. Puoi andare a Lui se c'è un peccato nella tua vita e dire: Signore, sono un lebbroso, ma io so che se tu puoi andare. E tu sentirai che il Signore dirà: sì, lo voglio, si netto dal tuo peccato. Amen. Mentre noi cantiamo questo canto, se c'è qualcuno in mezzo a noi che senti il desiderio di correre qui davanti perché vuoi che qualcuno possa pregare per te, io lo voglio fare, posso pregare per te. Dopo magari se qualcuno della Chiesa vuole venire qui davanti e pregare con te, perché questa è la Chiesa del Signore è questa. Non è il giudizio gli uni per gli altri, ma pregare gli uni per gli altri. La parola di Dio dice: pregate gli uni per gli altri onde siate guariti. Amen. Sol di Gesù, bisogno Dillo al Signore. io ho bisogno di te. Sol di Gesù, bisogno io ho bisogno di te. Sol di Gesù, bisogno io ho bisogno di te. Sol di Gesù, bisogno io ho bisogno di te. Qui verrà a mettere la sua mano su di te, sulla spalla, e dire: non sei solo, non preoccuparti, perché ci siamo anche noi con te. Perché quel giorno in cui può succedere a me, so che tu farai la stessa cosa con me. Alleluia. Tocca il mio cuore, Signore, tocca il mio cuore. Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino. Quanti desiderano pregare questa mattina? Quanti desiderano pregare per questi cari che sono venuti qui davanti? Vuoi essere di incoraggiamento, di sostegno? Vuoi essere come uno di quei 4 amici che portò quel paralitico davanti al Signore e non fece niente, fece solo la sua parte. Prese una parte della barella e sostenne quell'amico. Forse questa mattina quelli che sono qui davanti hanno bisogno del tuo sostegno. Vieni, metti la tua mano e prega. Oh, alleluia. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni.
Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei il figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto in me. Io sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Risuscitami. Signore Gesù, hai voluto dimostrare, Signore, la profondità, la larghezza, la lunghezza del tuo amore, Signore, appendendo la tua vita su quella croce. Signore, non è stata una dimostrazione da poco. E per questo, Signore, tu l'hai fatto perché conosci la storia di ciascuno di noi.
E tu hai visto che nelle storie che noi abbiamo, in molte occasioni non riusciamo ad alzare quella mano, Signore, ma tu arrivi in profondità del nostro cuore. Tu che conosci, Signore, la nostra storia e conosci chi si trova in condizioni così avverse, Signore. Signore, grazie perché sicuramente il tuo Santo Spirito, conoscendo la nostra storia, è arrivato a parlare al nostro cuore, Signore. Signore, ti preghiamo come Chiesa unita, per quanti stanno attraversando dei momenti che non riescono a riaccendere quella fiamma, Signore, che si trovano in condizioni veramente difficili. Ma Signore, fa che possano ancora comprendere che quella vita che tu hai appeso su quella croce, Signore, testimonia che tu ti stai interessando di loro. È in modo veramente così profondo, Signore, così sublime. Signore, aiutaci con il tuo Santo Spirito a non perdere la fede che porta il nostro occhio a rivolgerci a te, Signore. Signore, abbiamo bisogno di questo, tu lo hai visto, tu lo senti, lo conosci. Signore, ti ringraziamo, Gesù, ti ringraziamo perché non siamo soli in questa terra, abbiamo te. Signore, benedici la Chiesa, benedici il resto di questa giornata, Signore. Accompagnaci, Padre, nelle tue vie. E Signore, ancora ti ringraziamo perché ancora in questa mattina con il tuo Spirito hai dimostrato che non siamo soli. Benedici, Signore, quanti sono qui anche per le prime volte. Parla il loro cuore, Signore. Rivela il tuo amore anche per loro, nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, pace fratelli, sorelle.